Questa è la nostra azienda agricola che da 20 anni a questa parte abbiamo dedicato all'ospitalità delle persone che vengono a trovarci o che vengono a passare qui tutta la loro vacanza. Però in particolare siamo affezionati alle persone che vengono qui con la mobilità lenta, quindi con la bicicletta, o comunque vogliono assaporare questo luogo, la pace e la storia dei nostri territori, perché San Basilio ha una storia, non dico millenaria, ma di 2000 anni, che parte dai Romani e ancora prima dai Paleoveneti, e tutt'oggi la vediamo così piccola, però è uno scrigno di tante cose. Io sono nata qui, quindi per me è scontato assaporare e vivere in questo luogo. Essere il testimone della storia di tanti anni è anche un orgoglio, ecco, da questo punto di vista. I ritrovamenti storici, la Mansio Adriani, ritrovati negli anni '80, grazie a un intervento di miglioramento fondiario, quindi è stata una scoperta fantastica, bellissima, emozionante, e poi questo quindi mi ha segnato, devo dire, anche la mia vita, la mia esperienza professionale, perché in quel momento noi abbiamo dato per la prima volta dell'ospitalità agli archeologi che venivano qui a scavare, e da quel momento la passione per l'ospitalità mi ha preso al cuore, quindi ho cominciato con l'attività, quando ho gestito io l'azienda, con l'agriturismo. Noi oltretutto facciamo anche delle attività di story living, cioè abbiamo ideato un percorso di tipo esperienziale in cui i nostri ospiti tramite una giornata rivivono la storia di San Basilio di 2000 anni, quindi partiamo dalla storia degli scavi archeologici che abbiamo qui e sono la parte romana, poi andiamo alla chiesetta e facciamo un percorso anche di come si mangiava e come si viveva 2000 anni fa e al periodo romano, quindi un'esperienza diciamo a tutto tondo. Si mangiava in parte usando quindi cereali e quello che si trovava come le farine di questo genere, e poi utilizzando delle cose un po' diverse dalle nostre, tipo il Mulsium, che era un vino speziato che diventava un prodotto trasformato, perché il vino di oggi ha delle caratteristiche che erano molto diverse da quelle di quei tempi, quindi era un vino additivato con il miele. E noi facciamo proprio provare i formaggi o comunque quelli che sono i prodotti locali. Il Delta del Po per me è la vita, è comunque la mia casa, tutto quello che mi circonda, perché dalla prima isola dove siamo noi oggi, che è l'isola di Ariano Polesine, si sviluppa molto, ma per me è tutto, ecco, questo senso.